Ultimo giorno, andiamo qua. Beh, qua faccio un altro video giustamente perché l'altro si è concluso in maniera un po' tragica. Andiamo a trovare il parcheggio per salutarci. Questi quattro. Te ho anche te sero, passava aria, no? Allora, aspetta, ste moderne tecnologie. Eccola. Vamos. Aspetta un attimo. Aspetta. Però guarda che comodi, veramente trio. A limousine, Mario. Con gli autisti personali. Porca miseria, incredible. Allora, qua siamo nel Eco Park di Caorle, no? Camper Gallini, ok? Cioè parking Gallini, è gratuito, è enorme, di solito i camper vengono qui. Noi adesso andiamo a vedere se c'è buco, se c'è un buco. Io ogni tanto risparmio gli articoli, no? Li metto via, poi il camper nuovo, così che compro il camper nuovo con tanti articoli, no, da usare, sinistra. E adesso andiamo a vedere appunto se c'è il buco. Ah no, calma Fioi, cambio automatico, cioè lui ha automatico e sequenziale anche, giusto? Sì. Tipo smart, cazzo, figata. Tre marce quando che sì, poi è discesa più che altro. Figata, motore, no? Bello ragazzi, e per andare in giro sta trappola qua è fantastica. Porca miseria, e ora no, bisogna dire al nonno qua davanti che i triangolini per terra significa dare a precedenza, fidate nonno. No, tortea. Guarda, noi il giro ce lo facciamo, stiamo entrando in centro a Caorle, però mi sa che il posto è pieno, perché giustamente a Caorle di domenica, ragazzo, anche se c'è brutto tempo c'è gente. Eccoci qua all'entrata di Caorle, vedi di là dove ci sono tutte le casette colorate, lì c'è praticamente tutto il centro di Caorle, ma anche qua vai dentro, è bellissimo, tutta isola pedonale, ci sono tutti i negozietti, è molto bello, una specie di piccola Venezia, diciamo. Sì, non stai entrando dentro col camper, cioè intendo, parcheggi il camper da qualche parte e te monti dentro, no? Vedi, già qua è traffico, beh no, ragazzi, vabbè dai, tanto 2 minuti, dritto, 2 minuti e ci arriviamo. C'ho sciora qua Wilson Tour qua da Drio. Allora c'è gente, però è anche 1, 2, 3, 4, 5. No, sono 5 posti. E anche qua ci si poteva mettere di lato. Uno magari si mette qua. E macchine si incastra e appena arriva il nonno con l'ape, no, non ti puoi stare a casa con l'ape, non puoi andare in bar come tutti i nonni a beva d'ombre, dai Nemo. Ecco, abbiamo tra virgolette sbagliato strada di ritorno, così ci vediamo un po' di panoramica della Caorle, no? E Mario che corre felice col Volkswagen. Qua abbiamo la tour del Caorle. Poi spostati di qua a destra, abbiamo la chiesetta, la famosa chiesetta di Caorle e tutto il lungomare, no? Che adesso non vedi, ma giù ci sono tutti gli scogli scolpiti dai vari scultori che hanno fatto le varie forme, e anche da Mario, sì, giustamente, che fa notare. Quindi trovi dai pesci alle facce, sì, ma figurati. E mentre qua poi c'hai la spiaggia, ecco qua. Qua ci ho fatto anche il bagnetto col spie, mi pare anche, sì. Tasi che non sanno che io a Caorle ci sono stato più o meno 20.000 volte, perché gli ho sbagliato strada 3 volte, non vorrei dire. Quindi quando io ti dicevo che le puntine le avevo fatte inizialmente per me, devi crederci, cioè adesso arrivano le mie puntine per me, dopo ho detto le metto su internet, faccio il sito che adesso non c'è più, ma ci riserà in futuro, hai capito? Porca troia, sono terribili ragazzi. Ecco, ne è arrivati, eccola la marmaglia, la nostra marmaglia più altra marmaglia. Aggiornamento, non ci siamo persi 3 volte, 4 volte, porca troia, non siamo in grado di andare dentro il parcheggio, ma ce la faremo. Non sei ubriachi, che dopo te pensasti disgraziati che guidano ubriachi, no, sei così da natura, proprio default.
Allora, i video sempre tutti a random, aspetta, eccolo qua che c'era il pizzo che mi dava fastidio. Allora, praticamente, vabbè, poi ci siamo, come si dice, diluiti, insomma siamo andati via uno alla volta, insomma i camper sono partiti uno alla volta, adesso ci abbandonano anche loro, purtroppo sì. Ci lasciano soli, in mezzo alla delinquenza, a tutti i pericoli, e così, la gente è così. E anche loro vanno avanti, il mio operatore, qua il mio co-regista, no? Non te la porta via la tua attrezzatura. Buono, dai. E niente, adesso andiamo lì in zona faro, insomma, dai. Mentre quei, te vedi, sti qua, no? Sono quelli che devo ciulargli il camper, che adesso fa finta di niente. E Mario invece ci teneva particolarmente, siccome adesso non ha tutti i maglioni, no? E ha detto che prima sennò sembrava grosso, sembrava largo, invece no, voleva mostrare il suo figurino, la sua silhouette, esattamente, quindi, esatto, quindi, col nome, va bene. esatto, quindi ricordatevi che Mario è un bel figurino, quindi anche le signorine, insomma, che vorrebbero proporsi, So qua, esatto. 0 2 puntini. Ecco. Dica. Se mai eventualmente rivolgersi agli Uri. Esatto, che vi inoltre Mario in qualche modo. Sì, solo che ecco sì, solo che femmine, perché qua c'è stata un po' di confusione durante questo incontro raduno, quindi Mario giustamente si zappa avanti e dice no, solo che tose. Il ristorante di oggi è questo, Vieseo con vista mare, eccoci qua, siamo al porto di Caorle. Perdona se adesso tutta questa bellezza della natura viene rovinata da Mario, però vabbè, insomma. No, stavo descrivendo il nostro ristorante che è un Vieseo I696. Dove siete andati a mangiare? Al Vieseo I696. Non so di che marca è. Ah, Burstner, è vero. Cioè, no, vabbè, la pronuncia corretta è impronunciabile. Allora, vediamo qua, va Roberto, no, che ci ha preparato già, guarda che razza del ristorante, perché ho detto devo fare anche la visura, guarda che bel pavimento che ha, del camper, che bello! Porca troia, vedi, bel legno come piace al zingano. Però su 7 metri, vero Roberto? 6 metri, sì. Il letto giustamente è già qua, il bagno con doccia separata ovviamente. Sì. E anche il climatizzatore, Roberto, no? Sì. Che storiazze. Pompa di calore. Bello. E quello è un altro basculante. Sì, giusto? La stessa dimensione di quello lì. Bello cazzo. Molto bello. E questo è il nostro ristorante. È il bed and breakfast. Però era la roba che mi piace dei motorhome, lei Robby mettere i pizzi in te portiere, vedi? Esatto, te ridi, se vuoi. Porco cane. Quindi è il Campo Roma 2019. Sì. Sì, ragazzi. Cheers. Scusate l'abbigliamento, sto perdendo anche i pantaloni perché ho tieni su, Mario, un po' di dato quel che il cellulare si dice. in tasca e Il cellulare che pesa? boia di indio. Tanti pensa che ma se vede prova a controllarsi praticamente ottimo. niente, dobbiamo comunque constatare che il signor Yuri oggi ha battuto un record e questo lo dobbiamo ammettere nel sito, nel web del blog suo di Yuri, che ha superato i limiti di velocità. Perciò oggi chi non è... No, ci ha fatto passare per bugiardi, perché di solito non tocca i 50 a fatica. In effetti a 100 dopo gli montavo sopra. Cioè oggi il camper non so se lo porti ad altre destinazioni, perché l'ho messo sotto sforzo. Io premetto tutti che vada questo video qua, che probabilmente verrà messo fra non si sa quando. Che Yuri non sa che stiamo facendo. Esatto, a sua insaputa. Oltretutto premetto che oggi pomeriggio consiglio a tutti di mettere catene, perché Yuri ha tirato il camper e chiama tanta neve. Dopodiché altre soluzioni che Yuri, dito tra noi, è un po' pazzo, vero? Sì, ma il problema è che Yuri adesso non lo troviamo, o è salito su qualche camper, ce l'hanno rapito, io ho il cane, il camper di Yuri. Un'intervista così, ma è possibile che Yuri ieri ha preso un sacco di parole a tutti? Non è vero, sei solo tu che gli dici parole perché è diversamente alto. Perché io sono diversamente alto. No, aspetta, diversamente ti va a dire a qualche altro, sono un po' più alto, dai.
Però dai, nel suo piccolezza è anche simpatico. Torniamo al discorso. È andato a mescolare il riso. Il riso, sì, a mischiare. Quindi ce l'abbiamo ancora, ragazzi. Ce l'abbiamo fuori dalle Sì, palle. c'è. Dimenticavo Yuri, quando lo conoscerete, al di fuori... scusa. Vieni qua. Parla con Antonello, perché io li ho battezzati Antonelli, perché quelli va che non bene. conoscono. Calcolare che Yuri... Antonello? Ecco le pasta. Quando lo conoscerete, l'unico particolare, vi imprestate un accendino, faccio tornare subito. Buon appetito, buon appetito. Praticamente, cioè, Yuri, quando ti domanda un accendino, bisogna dargli con l'elastico. Vai. Dopo che qualcuno che deve dire qualcosa su di lui, ecco qua. Solo cose belle, perché È la mamma tua? non fate niente, no. Fate niente. Guarda che siamo in ristorante, guarda che ristorante, ragazzi, che ristorante. E qua guarda, gira, vedi queste sono le transizioni, le famose transizioni, no? Destra, sinistra, no, che dopo ti viene il mal de mare, te mi dici sempre che mi viene il mal de mare. E qua lo do chef, ti vedi? Guarda che robe. Prendiamo l'occasione, gli fai un video messaggio, io faccio l'inviato, lo consegno a lui, ovviamente non vado a Milano perché stai a Milano, giusto? Scusa, tipo strano amore. Cioè tu sei qua, ma però facciamo Vitesse a Milano. Ovviamente non si inquadra il mare perché a Milano che adesso è nebbia. No, c'è Porto di Mare. Va bene. Allora, e ti mando il video messaggio. Mare di suo. nebbia. Perché potevo farci apposta per te. Sì, L'abbiamo persa io. quindi sì, Ma insomma, Maria che l'ha fatta. è nato sto grande amore fra loro due, insomma, no? In E effetti, quindi- praticamente io sono l'inviato. Ah. Tu sei l'autista, sei Castagna? Somiglia a qualcuno. Che no, Castagna? Sei morto anche Grazie. quello. Tocca a ferro. Magari. Sì, no, ma adesso tendo. Fai un'uscita. Sì, perché che a volte il Challenger l'ho persa, C'è no? anche la finestra qui non ti viene bene. Ecco, è vero, è sgammabile. Oh, non sta a guardare. Oh, ehi, no guardare, torna qua. Tac, quindi se avessi tipo un camper di quei fighi da skate, quindi dove abito oggi, cioè io farei così, no? Non farei neanche sbam come al solito, no? Quindi dolce, piano. Intanto il tempo passa e ti te guardi, e senza sbam. E dopo vieni fuori a pian e sere pian con delicatezza, perché insomma te vedi, tac, pian, così, tac. La situazione sta degenerando. Ultimamente faccio dei quintini un po' strani. Ma c'è il buco nel tappo qua? Chissà se va a Prosecco Mario. Perché è scaduta, vuoi dire, da questo mare entro il 1893. Ma non riesco a leggere con questi. Camper acquatico. Allora. Recensione TripAdvisor, Singano Advisor sul ristorante da Roberto, dai. 5 stelle su 5, dai. Anche se era Mario, ma quello dipende dal ristorante, cioè quello è un fatto esterno, quindi Non c'era selezione all'ingresso. esatto, quindi 5 su 5, dai.